10 anni fa, un'onda ha cambiato la storia. Lo tsunami asiatico del 2004 devasta 14 paesi, mietendo 250.000 vittime. Pensavo che fosse la fine del mondo, che sarei morta. Il catastrofico evento fa entrare in azione gli scienziati. Vogliono scoprire dove e quando potrebbe colpire il prossimo tsunami e quanto sarà distruttivo. Avrebbe la forza dei 5 uragani Katrina che colpiscono nello stesso momento. Cercano indizi negli oceani, nel sottosuolo e nel passato. Le loro scoperte potrebbero significare che ci sono milioni di vite in pericolo. La provincia di Aceh, in Indonesia. Il 26 dicembre del 2004, lo tsunami più letale della storia distrugge la costa e sconvolge il mondo intero. È un disastro che nessuno si aspettava. Migliaia di persone perdono la vita perché non erano pronte. Neanche gli esperti ritenevano che quella regione fosse a rischio. La maggior parte di noi era sorpresa. Nessuno scienziato, nessun politico, nessun governatore e nessun cittadino si aspettava che uno tsunami potesse colpire Aceh. Fummo colti alla sprovvista. Da dove veniva l'onda? E come si era formata? I professori Kerry See e Charles Rubin hanno cercato indizi lungo la costa devastata dallo tsunami in Indonesia. Vogliono scoprire i segreti di questi eventi misteriosi e devastanti, in modo che la prossima volta li si possa affrontare in modo migliore. È stato un campanello di allarme per il mondo. Più cose capiremo su quanto spesso si formano gli tsunami e sulle loro dimensioni, e più potremo aiutare le persone ad affrontare questi eventi con una maggiore sicurezza. La comunità scientifica è sbalordita dalle proporzioni dello tsunami asiatico. Per chi vive sulle coste dell'Oceano Indiano, è un giorno che non verrà mai dimenticato. Burhan Siahanuddin sta pescando a 110 km dalla costa indonesiana. Eravamo a pesca da alcuni giorni. Quella domenica mattina ci svegliammo presto, recitammo le nostre preghiere, facemmo colazione e ci preparammo per pescare. Dopo 5 giorni in mare, Burhan non vede l'ora di rivedere sua moglie e suo figlio. Ma a sua insaputa, un'enorme massa d'acqua si sta spostando sotto la sua barca. A questa distanza dalla costa, l'onda è ancora di appena poche decine di centimetri. Ma quando raggiunge la terraferma, solo 25 minuti dopo, è diventata un mostro assassino alto più di 30 metri. A 100 chilometri di distanza c'è Banda Aceh, una città costiera di 200.000 abitanti. Non hanno idea della catastrofe che avanza verso di loro. Risha Zarani aveva 12 anni all'epoca. Oggi è tornata nel luogo in cui sorgeva la casa della sua famiglia. Questa è la mia casa, ma l'edificio ora è diverso perché quando arrivò lo tsunami spazzò via tutto. Risha è a letto quando lo tsunami raggiunge Banda Aceh. L'acqua invade le strade raccogliendo detriti mentre avanza. Molti non hanno idea di cosa stia succedendo e non sanno come reagire. Mentre dormivo mia madre si mise a gridare: svegliati, presto, sta arrivando l'onda. Io non capivo di che onda parlasse. L'acqua trascina con sé macerie di edifici distrutti e autoveicoli.
L'onda arrivò da quella direzione. Era gigantesca, scura e si abbatté sulla casa. Distrusse tutti gli edifici qui intorno. Io scappai più veloce che potei. Intanto in Thailandia il mare si è ritirato dai porti e dalle spiagge. I turisti incuriositi si avvicinano alla riva, ignari del pericolo. L'acqua si è ritirata. Com'è possibile? Non ho mai visto niente del genere prima. Poi, all'orizzonte, notano una massa d'acqua spumeggiante che avanza verso la costa. Guardate laggiù! Guardate! La marea sta tornando. Guardate come si stanno rompendo quelle onde. Mio Dio. Dovremmo avvertire i turisti. Correte! Correte! Via! Via! Guarda quelle persone, stanno scappando. Presto, scappate! Correte! Andate via da lì! Dobbiamo avvertirli che sta arrivando l'onda! Via, via! Dobbiamo andarcene, dobbiamo scappare. Chi rimane sulla spiaggia viene spazzato via. In pochi istanti, lo tsunami inonda gli alberghi. Entrate, entrate, entrate! In Thailandia si contano 5.000 vittime. Lo tsunami si abbatte su tutte le coste dell'Oceano Indiano, colpendo altri 12 paesi e uccidendo in totale quasi 250.000 di persone. In Indonesia, la città di Banda Aceh viene rasa al suolo. L'onda anomala distrusse completamente l'edificio. Intorno c'erano macerie e molte persone morte. C'erano cadaveri nelle case, sui tetti, ovunque. La città era devastata. Risha ha perso tutto tranne gli abiti che indossava. Eppure è tra le persone più fortunate. Ho ancora la mia famiglia. È molto più importante dei beni materiali. La cosa che conta di più è la mia famiglia. In fondo il resto conta poco. Buran, al ritorno dalla sua battuta di pesca, trova una scena spaventosa. Quando rientrammo, scoprimmo che il villaggio era stato completamente distrutto. Non sapevamo che cosa fare. Tutti e tre restammo semplicemente in silenzio. La comunità costiera di Ulelue è quella colpita più duramente. La famiglia di Buran è dispersa. La nostra casa era stata ingoiata dal mare. Non rimaneva nulla. Cominciammo a cercare le nostre famiglie sperando che qualcuno si fosse salvato, ma non trovammo nessuno. Erano tutti morti. Molti corpi non saranno mai ritrovati. Nella sola Indonesia si calcola che le vittime siano 150.000, uccise da un'onda che nessuno pensava potesse colpire questa regione. Per salvare vite in futuro, dobbiamo capire come si verificano questi fenomeni. La professoressa Tuba Özkan-Haller studia il moto dell'acqua e delle onde. Immaginiamo che questa pozza sia un grande oceano e che questi scogli siano le coste di varie nazioni che vi si affacciano. Se la colonna d'acqua viene turbata in modo significativo, ad esempio facendovi cadere questo sasso, si genera un'onda che si propaga verso i bordi esterni, e cioè verso le coste delle nazioni. Uno tsunami può essere provocato dalla caduta di un grande oggetto nell'acqua, ad esempio un asteroide o le rocce di una frana, ma anche da un movimento sismico in fondo all'oceano. Lo tsunami asiatico è stato generato da un improvviso e violento spostamento del fondale, un maremoto. Questi eventi devastanti si verificano perché la superficie della Terra è in costante movimento.
Vaste porzioni di roccia, grandi come interi continenti, dette placche, scivolano l'una sull'altra. Molte di queste placche si incontrano in zone dette di subduzione o megatrust. Alcune sono in grado di produrre i terremoti più potenti del mondo e di generare mostruosi tsunami. La zona di subduzione di Sunda si trova a 230 km dalla costa di Sumatra, in Indonesia, l'origine dello tsunami del 2004. In cerca di risposte, Kerry Sea e Charles Rubin stanno monitorando questa zona. Hanno scelto un buon posto, no? Sì, è vero. Hanno montato stazioni GPS sulla terraferma per misurare la velocità con cui si muove il terreno vicino alla zona di subduzione. Abbiamo posizionato stazioni GPS in molte aree del mondo per misurare cosa succede prima di un sisma. La Terra si muove dall'oceano verso la terraferma al ritmo di circa 3 centimetri l'anno. In alcune zone di subduzione, le placche si muovono scivolando dolcemente l'una sull'altra, ma in altri casi si incastrano. In questi punti si accumula un'enorme tensione nelle rocce, che si comprimono e si flettono. Le rocce sono elastiche, possono essere compresse, ma quando si rimuove la forza di compressione, si liberano. L'energia immagazzinata nelle rocce è elastica, simile a quella presente nella corda tesa di un arco. La colossale energia accumulatasi nel corso di centinaia di anni viene rilasciata in un istante. Il fondale dell'oceano ha un violento sussulto e sospinge un'immensa massa d'acqua verso l'alto. Il sisma genera un gigantesco tsunami che si muove al quadruplo della velocità di una freccia. Quando lo tsunami ha raggiunto la costa, ha raso al suolo tutta la zona. Il ponte è stato completamente spazzato via. Ecco che cosa è in grado di fare la forza elastica quando si accumula per molto tempo. La forza dell'onda trascina una nave da 2600 tonnellate a 3 chilometri nell'entroterra, dove si trova ancora oggi. Sebbene gli scienziati sappiano che alcune zone di subduzione possono incastrarsi e causare grandi sismi, si riteneva che questa zona si stesse spostando dolcemente, perché non era mai successo niente di simile in passato. La maggior parte di noi era sorpresa. Pensavamo che una zona di subduzione che non aveva mai prodotto un grande evento sismico negli ultimi 100 o 200 anni fosse incapace di produrne. Erano stati registrati solo sismi più piccoli nella regione e nessuno prevedeva che potesse succedere. Persino i sismologi pensavano che la costa nord di Sumatra fosse al sicuro. Ma nel 2004 i fatti hanno smentito gli esperti. Il nord di Sumatra non era al sicuro. 7 anni dopo, gli esperti si sbagliano di nuovo e questa volta l'onda è ancora più grande. Il sisma e lo tsunami del 2004 avevano sorpreso tutti. Ma nel 2011 gli esperti vengono colti alla sprovvista ancora una volta. Tohoku, Giappone. Qui, a 150 km dalla costa, si trova un'altra zona di subduzione. Nel 2011 cede e genera la più potente scossa mai registrata nel paese ad alto rischio sismico. L'onda che ne risulta è mostruosa. Molte città costiere giapponesi hanno eretto grandi barriere marine per proteggersi dagli tsunami. Ma niente può fermare quest'onda.
Quelle barriere alte 5 metri furono scavalcate da una massa d'acqua alta il doppio. L'onda arrivò sulla costa con un'altezza di 5 metri, aumentò, scavalcò la barriera anti-tsunami, invase l'entroterra e spazzò via le case di 500.000 persone. Come nel 2004, l'onda è molto più grande di quanto ci si aspettasse. È stata l'onda più grande che si sia mai abbattuta sul Giappone. Per questo siamo rimasti sorpresi. È stato uno tsunami di proporzioni fenomenali. L'onda sconvolge gli scienziati in tutto il globo. Anche gli esperti come Chris Goldfinger rimangono sbalorditi. Era chiaro che ci eravamo sbagliati. Credo sia necessario fare ricorso a tutta l'umiltà possibile e ammettere la nostra ignoranza. Dobbiamo ricominciare da zero, rimetterci a tavolino e imparare. Gli scienziati sanno che esistono molti altri luoghi a rischio. È possibile prevedere dove colpirà il prossimo tsunami prima che sia troppo tardi? Per prevedere i prossimi disastri, gli scienziati studiano il passato. Le zone di subduzione che hanno già causato forti sismi ne causeranno certamente altri in futuro. Ma i sismologi registrano i terremoti da relativamente poco tempo. Prima del 2004, gli unici grandi megatrust registrati con strumenti scientifici erano in Russia, Cile e Alaska. In gran parte del pianeta non esistono dati strumentali di megasismi. Dunque, prima del 2004, molti luoghi erano considerati sicuri. L'errore degli scienziati è stato di non guardare abbastanza indietro nel tempo. Dato che i sismi più grandi si verificano molto raramente, la nostra idea che fossero impossibili era del tutto sbagliata. Oggi gli scienziati sanno che Sumatra e il Giappone sono stati colpiti da mega tsunami in passato, ma in epoche troppo lontane per essere stati registrati con strumenti scientifici. Per una zona di subduzione 1000 anni non sono niente, e meno che mai possono esserlo pochi secoli. Per prevedere i prossimi mega tsunami, i sismologi devono studiare epoche molto più remote. Finché non lo faranno, chiunque viva nei pressi di una zona di subduzione sarà a rischio. Dobbiamo esaminare tutte le zone di subduzione del mondo e chiederci quali appartengano alla stessa categoria. Potrebbero essercene moltissime, oppure potremmo scoprire che quelle sono le uniche due. Sinceramente, non ne abbiamo alcuna idea. Ci sono zone di subduzione in tutto il pianeta, dalla Nuova Zelanda a Taiwan e dai Caraibi al Mediterraneo. Ognuna di esse potrebbe essere capace di scatenare sismi colossali e mega tsunami. Creta, Grecia. A poca distanza dalla costa si trova la zona di subduzione dell'arco ellenico. È possibile che sia attiva. Vassiliki Moslopoulou è un'esperta di geologia dei sismi. Sta esaminando un antico porto mediterraneo, costruito più di 2000 anni fa, che oggi si trova a 8 metri sul livello del mare. Questa era l'antica banchina del porto. Le barche venivano legate a questa roccia. Questo è il segno lasciato dalle cime d'ormeggio. Il livello del mare era appena al di sotto della mia mano. Il porto, insieme all'intero lato occidentale dell'isola, si è alzato di quasi 10 metri sul livello del mare. La spiegazione più plausibile, un antico sisma di tipo megatrust. Ci fu un grande terremoto che sollevò improvvisamente questa porzione di territorio. L'evento causò la completa distruzione del porto. Proprio come in Indonesia e in Giappone, il sisma ha generato un potente tsunami. I segni lasciati dall'onda sono ancora oggi visibili nell'antico porto di Creta.
Queste sono le evidenze stratigrafiche dell'onda anomala. Come vedete, i depositi sono molto spessi. Pochi secondi dopo il sisma si generò un'onda enorme che si abbatté sulla costa occidentale di Creta, strappando materiale dal fondale e scagliandolo sulla costa ovest dell'isola. Queste conchiglie e questi sassi sono stati lasciati dall'acqua che si ritirava verso il mare. Lungo la stessa costa, gli scienziati ritengono che lo tsunami abbia trascinato enormi massi dal fondale a riva. Un segno della sua immensa forza. La storia antica ci rivela che questa zona di subduzione è attiva. Il Mediterraneo orientale, dalla Grecia all'Egitto, rischia di essere colpito da onde immense. Significa che questa regione del mondo di tanto in tanto viene colpita da sismi di proporzioni catastrofiche e osservando il passato possiamo capire cosa potrebbe succedere. I paesi del Mediterraneo sono completamente impreparati all'eventualità di un grande tsunami. Milioni di residenti e di turisti vivono accalcati sulla costa. Come in Indonesia nel 2004, molti non sanno che potrebbe arrivare un mega tsunami. Una cosa è certa, succederà di nuovo. L'unica cosa è che non sappiamo quando. Studiando la storia dei mega tsunami nel Mediterraneo, gli scienziati stanno scoprendo un futuro allarmante. Oggi sappiamo che alcune zone di subduzione, un tempo considerate sicure, possono scatenare onde assassine. E uno dei paesi più grandi del globo è tra quelli maggiormente in pericolo. La costa pacifica dell'America. Qui i fenomeni naturali hanno iniziato a essere registrati soltanto dopo l'arrivo dei primi colonizzatori europei, nel XVIII secolo. Da allora non si sono verificati grandi sismi né mega tsunami. Tuttavia, i popoli nativi delle Americhe raccontano storie tramandate di generazione in generazione che narrano di onde gigantesche. Charlotte Bush e la sua famiglia appartengono alla tribù Clatsop Nehelem. C'è una storia in particolare che riguarda un villaggio vicino Tillamook Head. I suoi abitanti non vivevano più nel modo corretto. Avevano dimenticato di avere il dovere di prendersi cura della terra. Così, per punirli, il creatore mandò una grande onda. Prima del suo arrivo, le acque si ritirarono e le autorità del villaggio mandarono i giovani a esplorare gli scogli affiorati per raccogliere molluschi e frutti di mare. L'onda travolse tutti quelli che erano andati a raccogliere cibo e devastò parte del villaggio. Questa leggenda potrebbe celare la verità. Gli indizi sono visibili lungo la costa. Il geologo Chris Goldfinger sta ricostruendo la storia violenta del nord-ovest del Pacifico. Ci sono alberi morti lungo tutta la costa. Sono stati uccisi dall'acqua salata infiltratasi nelle loro fibre. Quando questi alberi erano vivi, questa porzione di terra era al di sopra del livello del mare. Pertanto, questi antichi monconi di alberi sono prove di un sisma. Un terremoto originato da una zona di subduzione può far abbassare la terra di 1 o 2 metri. Questo portò gli alberi al livello del mare. Gli alberi su questa spiaggia risalgono all'ultimo grande sisma. Queste evidenze di un terremoto da subduzione sono affiancate dalle prove a poca distanza di un mega tsunami. Questo posto parla chiaro. Questa è sabbia marina, portata qui dallo tsunami. Infatti contiene fossili marini che ne dimostrano chiaramente l'origine. Questi depositi di sabbia sono visibili in tutte le baie della zona di Cascadia, non soltanto in un punto, ma ovunque. La sabbia e gli alberi morti sono prove inequivocabili di un potente sisma abbattutosi sulla costa nord-occidentale del Pacifico.
Il sisma ha generato un'onda gigantesca e ha spazzato centinaia di chilometri di costa, distruggendo i villaggi dei nativi americani. L'unica possibile origine di tale evento è la zona di subduzione di Cascadia, a 90 chilometri dalla costa. Chris Goldfinger si reca regolarmente a osservare da vicino questa zona. Nel corso degli anni ha raccolto oltre 100 campioni dal fondale e li ha analizzati. Sta cercando prove di antichi terremoti. Il sisma ha provocato una frana sottomarina che ha lasciato strati di fango come indizio. Prelevando campioni di questo materiale stratificatosi sul fondale, Goldfinger può individuare terremoti verificatisi in epoche remote. Nel suo laboratorio ha scoperto decine di antichi sismi da subduzione. Pensiamo che questo rappresenti il terremoto del 1700, l'ultimo grande sisma verificatosi nell'area di Cascadia. E qui troviamo il penultimo, avvenuto circa 500 anni fa. Il terzultimo risale a 850 anni fa e il quartultimo a circa 1200 anni fa. In totale, Goldfinger ha scoperto 41 terremoti negli ultimi 10.000 anni. Un risultato scioccante. Questi sismi si sono verificati ogni 240 anni. Dall'ultimo evento sono passati 314 anni. Considerata una frequenza media di 1 ogni 240 anni, il prossimo deve essere sicuramente imminente. Un terremoto con annesso mega tsunami potrebbe verificarsi in qualsiasi momento e minacciare tutta la costa dal Canada alla California. La sezione meridionale è quella più a rischio, perché è quella che ha visto più eventi sismici in passato. È molto probabile che questo possa accadere nell'arco della nostra vita. Questo vale per tutta l'area di Cascadia, ma soprattutto per la sua porzione meridionale. Se saremo fortunati, avremo un lungo intervallo di quiete, forse di qualche secolo, ma il prossimo evento potrebbe verificarsi domani. L'onda generata potrebbe rivaleggiare con quelle dei mega tsunami del 2004 e del 2011. Una catastrofe annunciata. Oggi sappiamo che l'America nord-occidentale è a rischio tsunami e gli esperti stanno cercando di capire come affrontarli. Seaside è uno dei molti piccoli centri abitati lungo la costa e come tutti gli altri è esposta al rischio di uno tsunami del Pacifico. Tuba Ozcan-Haller studia il comportamento delle onde nel loro avvicinarsi alla terraferma. Il punto di vista migliore per capire cosa accadrebbe a Seaside è dall'alto. Wow, che vista! Sono vari i fattori che rendono Seaside vulnerabile. Il primo riguarda una fase precedente all'arrivo dell'onda sulla terraferma. Quello è il promontorio di Tillamook. La sua massa molto probabilmente devierebbe una parte dell'energia dell'onda, portandola a crescere in altezza. Il promontorio potrebbe amplificare la potenza dello tsunami. Sulla terraferma, i due fiumi di Seaside rappresenterebbero un'altra minaccia letale. L'acqua tende a prendere la strada che oppone meno resistenza e in una situazione come questa si incanalerebbe nei corsi d'acqua esistenti. Pertanto, uno tsunami di grandi proporzioni potrebbe inondare l'intera regione. L'acqua si immetterebbe nei fiumi e invaderebbe la costa, inondando gran parte del centro abitato. L'acqua avanzerebbe a una velocità di 30-40 km/h, perciò si tratterebbe di un'inondazione estremamente rapida. Non si può scappare da uno tsunami, bisogna mettersi in salvo prima del suo arrivo. I mega tsunami sono talmente distruttivi che l'unico modo di assicurarsi la sopravvivenza è raggiungere una posizione più alta dell'onda prima del suo arrivo. A Seaside, questo significa raggiungere le colline alle spalle della città. Ma i fiumi rappresenterebbero un altro pericolo.
intrappolando molte persone nella zona di inondazione. Pat Corcoran è uno specialista di situazioni di rischio costiero dell'Università Statale dell'Oregon. Conosce bene i corsi d'acqua della città. Questi corsi d'acqua sono bellissimi ed è piacevole navigarvi, ma rappresenterebbero un ostacolo all'evacuazione della popolazione dalla riva verso le colline. Poniamo il caso che si verifichi un grande tsunami. Ora ci sono probabilmente 2000 persone a ovest di questo corso d'acqua e dovrebbero percorrere 1,5 chilometri verso est. 11 ponti attraversano i canali, offrendo altrettante vie di fuga. Ma il terremoto che precede lo tsunami potrebbe farli crollare. L'impatto su ponti come questo sarebbe drammatico e probabilmente crollerebbero tutti. Le scosse sismiche azzererebbero ogni via di fuga. In migliaia resterebbero intrappolati senza via di fuga. Anche chi vive a est dei canali avrebbe solo 15 o 20 minuti di tempo per mettersi in salvo. La vicina scuola elementare Gerhardt si trova all'interno della zona di inondazione. Sul cartoncino c'è un problema di cui non conoscete la risposta. Vi si svolgono regolari esercitazioni. Assumete la posizione di sicurezza e rimanete così finché non sentirete la campanella che indica che è il momento di lasciare l'edificio. Queste esercitazioni ti fanno capire quanto sia distante la zona di sicurezza e come raggiungerla. In Giappone, chi aveva partecipato a queste simulazioni si è salvato. Ecco perché è giusto che le scuole le facciano. Ottimo lavoro! Siamo arrivati in 12 minuti e 17 secondi, guadagnando 1 minuto rispetto alla volta scorsa. Grazie a tutti! Con appena 15 minuti di tempo per mettersi in salvo, ogni secondo è vitale. A Seaside sono più di 5.000 le persone che abitano nella zona di inondazione e che dovrebbero evacuare. Ma se lo tsunami colpisse in estate, le vite a rischio sarebbero molte di più. In un fine settimana estivo, Seaside ospita circa 10 volte la sua popolazione residente. I turisti non sono abituati a fare i conti con uno tsunami, perciò non saprebbero come comportarsi per fronteggiare un evento del genere. Lungo tutta la costa, quasi 500.000 persone vivono e lavorano all'interno della zona di inondazione, insieme a milioni di turisti. Abbiamo una grande zona di subduzione piena di piccoli centri costieri, costruiti perché la gente ha scelto le zone più belle in cui stabilirsi e non quelle più sicure. Chris Goldfinger sta valutando la portata della minaccia in mare, in corrispondenza del punto in cui avrebbe origine il disastro. L'onda avrebbe inizio qui e ci troviamo a un paio di chilometri dalla riva. L'evento, per dare un'idea delle sue proporzioni, sarebbe paragonabile a 4 o 5 uragani Katrina. Studiando il turbolento passato del Pacifico nord-occidentale, gli scienziati hanno scoperto che c'è un cataclisma in agguato. L'America deve prepararsi ad affrontare quello che potrebbe essere il più grave disastro naturale di tutti i tempi. 10 anni fa, l'Indonesia non era pronta ad affrontare la peggiore catastrofe della sua storia. Ma dal 2004 le cose sono cambiate. Il paese si sta già preparando per la prossima onda assassina, che potrebbe colpire prima di quanto si pensi. Risha, oggi 22enne, vive con la sua famiglia in un nuovo quartiere a prova di tsunami. Il quartiere si chiama Jackie Chan Hill, perché la star del cinema ha contribuito a finanziarne la costruzione. Jackie Chan è stato molto generoso. Ha comprato questo terreno per le vittime dello tsunami. Sì, mi piace Jackie Chan, è divertentissimo. Le case sono state costruite ben al di sopra della zona di inondazione. Se arriverà un altro tsunami non correremo rischi, perché qui siamo molto in alto e l'onda non può arrivare. Siamo al sicuro. Il panorama è bellissimo. Sì, è fantastico. Buran, che ha perso moglie e figlio nello tsunami,
ha partecipato alla ricostruzione della sua comunità, nello stesso posto di prima. Ci siamo messi al lavoro per ricostruire il villaggio distrutto. Abbiamo iniziato ricostruendo le strade. Oggi ha una nuova famiglia e una nuova casa, sulla costa. Noi pescatori siamo costretti a vivere sulla costa. Sarebbe difficile lavorare se abitassimo lontano dal mare. Ma anche chi vive nelle aree costiere come Buran oggi ha una via di fuga. Queste rampe permetteranno a 600 persone di mettersi in salvo rapidamente dall'onda. Il centro di evacuazione è solido quanto basta per resistere alla furia dell'acqua. Gli abitanti della zona sperano che queste strutture non saranno necessarie per molto tempo. Ma sebbene ci siano stati secoli di quiete tra il penultimo e l'ultimo tsunami, il prossimo potrebbe non farsi attendere a lungo. A meno di 50 chilometri di distanza sulla costa, gli scienziati hanno fatto una scoperta scioccante. Se avessero ragione, potrebbe verificarsi un altro micidiale tsunami in un prossimo futuro. Charles Rubin e Kerry C. stanno esplorando una grotta sulla spiaggia. Al suo interno hanno trovato sabbia portata da antichi tsunami. Sentite i pipistrelli. Quando accendiamo le luci ne sono disturbati. Sono abituati a un ambiente buio. Per questo sono infastiditi. Ma se non ci fossero i pipistrelli, non ci sarebbero prove visibili degli tsunami. Da millenni le deiezioni dei pipistrelli, il cosiddetto guano, coprono il fondo della caverna. Uno strato di guano delimita il confine tra i vari strati di sabbia portata dagli tsunami, il che permette agli scienziati di datare ogni onda anomala abbattutasi su questa costa in passato. Il primo strato che abbiamo trovato è sabbia e al di sotto di essa c'è del materiale organico scuro, il guano dei pipistrelli. Poi un altro di sabbia e così via. Se non fosse per la presenza dei pipistrelli non potremmo distinguere gli strati depositati da ogni tsunami. Una grotta popolata di pipistrelli è un luogo ideale per preservare i depositi di sabbia degli tsunami, anche perché si trova a livello del mare. Scavando fino alla roccia viva, si porta alla luce un registro che copre dai 3 ai 7.000 anni. Charles Rubin ha studiato e datato ogni onda gigantesca che ha inondato la grotta in quell'arco di tempo. E ha scoperto che gli tsunami qui non si verificano con una frequenza regolare. Qui in 500 anni si sono verificati 6 tsunami. Negli strati inferiori, che rappresentano alcuni millenni, se ne è verificato uno ogni 500 anni circa. È una sequenza impressionante. Questi tsunami si sono verificati in un arco di tempo molto ristretto. Sebbene in media passino centinaia di anni tra uno tsunami e quello successivo, questi dati dimostrano che possono verificarsi anche molto più vicini nel tempo. Addirittura in questa zona se ne sono verificati 2 a distanza di pochi decenni l'uno dall'altro. L'Indonesia potrebbe presto essere colpita da un'altra onda devastante. Dopo lo tsunami del 2004, molti si sono detti, beh, almeno adesso siamo al sicuro perché non ce ne saranno più nei prossimi 500 anni. In passato è successo più volte che gli tsunami si verificassero in rapida successione e in teoria potrebbero essercene altri 4, 5 o 6 nei prossimi decenni. Non possiamo saperlo. La zona di subduzione di Sunda sembra capace di generare coppie o serie di tsunami in rapida successione. Sebbene siano passati appena 10 anni dall'ultimo evento, la prossima onda letale potrebbe colpire in qualsiasi momento. In Indonesia gli scienziati hanno trovato prove di antichi tsunami. Hanno scoperto che in alcuni casi le onde assassine hanno colpito in rapida successione. Ma queste coppie e serie di tsunami rappresentano un mistero. L'energia elastica si accumula molto lentamente nell'arco di centinaia di anni, fino a quando non è abbastanza intensa da erompere. Com'è possibile che una quantità di energia elastica sufficiente a generare un sisma si accumuli in pochi decenni?
Kerry C pensa di avere trovato la risposta. Le sue stazioni satellitari misurano l'accumularsi dell'energia elastica nella zona di subduzione di Sunda. Prima del 2004, la crosta terrestre si muoveva a un ritmo di 3-4 centimetri l'anno, accumulando energia elastica come un arciere che tende lentamente il suo arco. Quell'energia era cresciuta per 600 anni, prima dell'ultimo terremoto. 3-4 centimetri l'anno per 600 anni danno un totale di 1800-2400 centimetri, per un totale di 20-25 metri di tensione che a un certo punto deve essere liberata. Oltre a misurare l'accumularsi della tensione, le stazioni satellitari misurano anche la quantità di energia rilasciata nel corso di un sisma. Quando un arciere scocca la freccia, rilascia tutta la forza immagazzinata nell'arco. E molti pensano che un sisma si comporti nello stesso modo. Ma a Sumatra non è andata così. Di tutta la tensione accumulatasi in quei 500-600 anni, soltanto la metà è stata rilasciata. Nel terremoto che ha scatenato lo tsunami del 2004, solo metà dell'energia elastica è stata spesa. La zona di subduzione di Sunda conserva ancora l'altra metà di quell'energia accumulata nell'arco di 600 anni. Gli esperti pensano che questo sia sufficiente a scatenare un altro grande terremoto e un altro mega tsunami. La catastrofe del 2004 potrebbe essere stata soltanto la prima di una coppia di devastanti onde assassine. Questo significa che un secondo mostruoso tsunami potrebbe colpire in qualsiasi momento, devastando le coste e mietendo altre migliaia di vite umane. Se la domanda fosse, potrebbe verificarsi un altro terremoto e un altro tsunami? La risposta sarebbe sì, ma non possiamo esserne sicuri. Gli scienziati stanno ancora indagando, ma gli indonesiani, come Buran e la sua nuova famiglia, devono prepararsi all'eventualità di un'altra tragedia. Sebbene siano meglio preparati che in passato, un altro mega tsunami causerebbe ugualmente molte vittime e devastazione. Quando questo accadrà, le strutture di evacuazione potrebbero salvare oltre 2000 persone, ma ce ne sarebbero altre 100.000 rimaste nella zona di inondazione. Studiando il lontano passato, gli scienziati stanno scoprendo un'allarmante frequenza di mega tsunami. Queste enormi e devastanti onde sono più comuni di quanto si pensasse e minacciano molte più coste del previsto. Il prossimo evento devastante è in arrivo. L'unica incertezza riguarda il quando. A Sumatra, Risha si rifiuta di avere paura dell'oceano. Anzi, ha imparato a cavalcare le onde. Se per caso arrivasse un'onda come quella, non avrai paura perché saprai come comportarmi. Quando sono in acqua, sono sempre felice.